Ho presentato la mia candidatura perché ai delegati in assemblea fosse offerta un'opportunità di scelta, un'opportunità pluralistica, e la mia candidatura ho voluto accompagnarla con un programma che è stato diffuso. L'ho intitolato Il nostro sentiero. Ma non è un programma mio, è un programma che ho costruito con molti amici che hanno esperienza del CAI e che così in maniera un po' scherzosa ho chiamato Gruppo di Verona. Dentro a questo programma ci sono tante cose, sia pure nella sinteticità che richiede un programma. Ci sono tante idee, tante proposte, tante attenzioni, ma se dovessi sintetizzare quello che io vedo come priorità per il CAI, mi soffermerei su 3 punti che ritengo abbastanza importanti. Il primo lo dedicherei al concetto di sostenibilità. È chiaro che la tutela dell'ambiente montano rientra statutariamente negli scopi che il CAI ha assunto fin dalle sue origini, ma in questo momento particolare credo che il ruolo della nostra associazione sia ancora più importante. Abbiamo molti strumenti per vigilare sul territorio, abbiamo persone, abbiamo competenze, abbiamo risorse da dedicare anche per un supporto tecnico alla nostra attività di presenza, di intervento, di analisi, di proposta. La sostenibilità è qualcosa che interessa il nostro futuro e su cui oggi la società riflette con maggiore attenzione. È uno stile di vita, ma è anche un impegno civico. Dobbiamo essere formatori all'interno delle nostre sezioni e verso l'esterno di una cultura di attenzione e di rispetto. Una seconda priorità la dedicherei senz'altro alla formazione. La formazione dei nostri titolati, delle nostre risorse operative che rendono vive le sezioni, che offrono esperienze di formazione rivolte sia alle competenze tecniche, sia alla sicurezza, sia alla scoperta della montagna con capacità, riducendo i rischi di incidenti, riducendo gli inconvenienti, dando sicurezza a tutti e soprattutto un ruolo propositivo. E infine la comunicazione, la ritengo assolutamente strategica e la suddividerei in 2 momenti diversi: una comunicazione interna che necessariamente deve pervadere la nostra associazione e collegare le strutture centrali con quelle regionali e con le sezioni. Oggi abbiamo strumenti, e li abbiamo sperimentati proprio durante la pandemia, che possono facilmente collegare tutti quanti. E poi verso l'esterno. Abbiamo sperimentato mezzi di comunicazione multimediali, la potenza comunicativa dei media, delle televisioni. Su questa strada dobbiamo investire ancora per dare a tutti quanti quelli che partecipano al CAI la possibilità di sentirsi partecipi di quanto viene realizzato dal nostro club alpino. È un patrimonio collettivo e come tale dobbiamo viverlo e comunicarlo all'esterno.